stava sfrecciando indisturbato tra le auto, sfruttando la velocità per seminare chiunque provasse a fermarlo. Un ragazzino di Padova è stato però raggiunto e bloccato dalla polizia locale dopo una fuga di 2 chilometri a bordo di un monopattino elettrico truccato, capace di raggiungere i 70 chilometri all'ora, più di 3 volte il limite consentito per legge. È successo in via Fistomba, dove una pattuglia della squadra motociclisti, impegnata in un servizio di controllo sulla mobilità sostenibile, ha notato il mezzo procedere a velocità sospetta. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga, infilandosi tra il traffico e i cantieri del tram. Gli accertamenti tecnici hanno svelato l'entità dell'irregolarità. Il monopattino sviluppava una potenza 4 volte superiore ai limiti di legge e, nonostante fosse dotato di contrassegno identificativo, era privo della copertura assicurativa RCA obbligatoria. Sul posto è stato chiamato il genitore del minorenne, a cui sono state contestate le violazioni. Le sanzioni amministrative arrivano fino a 800 euro, a cui si aggiunge una multa da 100 a 400 euro per la mancata assicurazione. Il mezzo ora è stato confiscato, essendo la sua potenza superiore a 1 kilowatt.